benvenuti. Oggi è sabato 13 aprile 2024. Il sole sorge alle 6:30 e tramonta alle 19:32. La luna sorge alle 8:40 e cala a 00:10. Oggi si celebra Papa Martino I. Il 13 aprile si celebra la Giornata internazionale del bacio. Questo gesto, oltre ad avere benefici per la salute emotiva e fisica, attiva 35 muscoli facciali, aumenta l'autostima, riduce lo stress e migliora la circolazione sanguigna. I baci contribuiscono a rendere giovani e favoriscono il benessere di cuore, anima e corpo. Alberto Zangrillo, che oggi festeggia 66 anni, è un rinomato medico anestesista ed è stato medico di fiducia di Silvio Berlusconi. Ha guadagnato notorietà durante la pandemia nel 2020, grazie alla sua posizione di responsabilità all'ospedale San Raffaele di Milano. Zangrillo è noto anche nel mondo accademico, con oltre 800 pubblicazioni. Oltre alla medicina, ricopre la carica di presidente del Genoa, il club di calcio più antico d'Italia in Serie A. Tanti auguri a Guglielmo Mariotto, che oggi spegne 58 anni. Originario del Venezuela ma trapiantato in Italia, Mariotto è un affermato stilista e una figura carismatica della televisione italiana. La sua presenza come giudice in Ballando con le stelle di Milly Carlucci su Rai 1 ha catturato l'attenzione del pubblico fin dal 2010 per la sua severità. Oggi Ludovica Comello festeggia i suoi 34 anni. La sua carriera ha preso il volo nel 2011, quando è stata scelta per partecipare a Violetta, la telenovela di Disney Channel girata in Sud America. Per prepararsi, Francesca si è trasferita a Buenos Aires, dopo aver seguito un corso intensivo di spagnolo. Il successo della serie le ha garantito un posto anche nella stagione successiva. Nel 2016 Ludovica ha debuttato come conduttrice di Italia's Got Talent su TV8. Poi nel dicembre dello stesso anno è stata annunciata come una dei concorrenti del Festival di Sanremo 2017, dove ha presentato il brano Il cielo non mi basta. Il 13 aprile segna la nascita di uno degli inventori più influenti nella storia della comunicazione, Antonio Meucci. Nato nel 1808 a Firenze, Meucci è considerato da molti il vero pioniere del telefono, avendo ideato e realizzato un dispositivo di comunicazione elettrica prima che Alexander Graham Bell depositasse il famoso brevetto. La sua invenzione, originariamente chiamata teletrofono, dimostrò la possibilità di trasmettere la voce umana attraverso fili elettrici, gettando le basi per lo sviluppo della telefonia. È sorprendente scoprire che ancora oggi il 40% della popolazione globale attribuisce poteri malefici allo sguardo di alcune persone, crede quindi nel famoso malocchio. Secondo uno studio pubblicato da PLOS ONE, questa superstizione varia significativamente da nazione a nazione. In Svezia appena il 9% ci crede, mentre in Tunisia si arriva a un impressionante 90%. L'Europa si mostra generalmente più scettica, ad eccezione del Portogallo, dove il 40% dei cittadini ha ammesso di crederci. Buongiorno e buon fine settimana ai 12, una luna in gemelli continua a stupire e a regalare delle buone notizie, ma ciò non di meno non rinuncerà né disdegnerà di scontrarsi con l'austero Saturno e il fuocoso Marte. Vediamo cosa succede. Ariete, è proprio col vostro pianeta che ce l'ha la luna oggi, quindi qualcosa vi verrà detto e non reagirete bene. Uno scontro verbale a volte, per quanto può sembrare una battaglia, però può dare i più sinceri indicatori di come è fatto un rapporto, quindi non abbiate paura di belligerare un po' a livello discorsivo.
Toro. Oggi i movimenti planetari vi isolano, tranne che Marte e Saturno, che tendono un po' a pungolarvi e a farvi riflettere su tempi, scadenze e possibilità d'azioni. C'è in ballo molto, quindi siate cauti, attenti a non sbagliare, non fate di testa vostra e non siate faciloni, però raccogliete tutti gli input che la settimana vi ha dato e rendetevi conto che siete in un momento in cui potete cambiare in meglio la vostra vita in maniera significativa. Gemelli, Luna oggi è ancora protagonista nel vostro segno zodiacale, che compie un bellissimo sestile a Mercurio e a Luna, quindi risveglia, resuscita un po' Mercurio anche se è retrogrado, per cui oggi sarà una giornata ottima per chiarirvi le idee, per ricominciare a comunicare. La Luna però è quadrata anche a Marte e a Saturno, quindi un grande senso di stanchezza e di stress saranno comunque protagonisti comprimari di questa giornata. Cancro, la giornata di oggi è una giornata che prevede una luna molto emotiva e molto ambigua, nel senso che per voi avrà degli effetti positivi ma anche negativi, quindi un andirivieni emozionale come solo voi nello zodiaco siete campioni ad essere. Gli alti e bassi sono tipici della vostra personalità, comunque riuscirete a stupire tutti con le vostre cangianze, alcuni si innervosiranno, quindi cautela. Leone, la giornata di oggi è una giornata molto interessante proprio perché la Luna in Gemelli è ridanciana e amichevole. Marte e Saturno però potrebbero portare delle notizie di qualche lite intorno a voi, di qualche entourage che non funziona, di qualche collaborazione di cui presagite un po' i limiti, le falle, i difetti o la non vantaggiosità del fatto di esserne compresi. Meditate dei cambiamenti. Vergine, Luna oggi in quadratura, è una luna un po' nemica che avalla ancora di più le esigenze di Marte e Saturno. C'è proprio bisogno di una vacanza e questo weekend le stelle vi suggeriscono proprio di rifugiarvi in qualcosa di sicuro, magari la famiglia, un posto un po' più lontano, più desueto, staccate un po' dal lavoro, ne avete bisogno perché se no non riuscite a percepire invece la possibilità di vivere intimamente un weekend alquanto sexy. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata in cui la Luna vi porta delle notizie molto positive anche per la vostra condizione futura, positive anche da un punto di vista ereditario, economico, patrimoniale. Una bilancia che è stata bravissima in questi ultimi anni a rivedere e riaggiustare tutta una serie di assetti. Continuate così e vedrete che questo è solo l'inizio di una fase piena di buone notizie in questo senso. Scorpione, una giornata oggi che prevede una tentazione un po' molto cervellotica e ardita. Oggi vi viene in mente di sfidare l'impossibile. Questi sono lati del vostro carattere che ogni tanto emergono ed è bellissimo vedervi creativi e immaginifici come non mai. Sagittario, tenete a bada le parole, non manifestate troppo del vostro ego. Oggi, qualunque cosa dite, è soggetta, per meglio dire, ad una certa sovraesposizione. Quindi evitate le chiacchiere o evitate di dare in pasto dei particolari della vostra vita a livello sociale. Forse l'essere un pochino più defilati vi aiuterà a vivere meglio un momento molto complesso in cui sta per accadere di tutto. Capricorno, giornata interessantissima, visto che Marte, Saturno e Nettuno vogliono addolcire una situazione in senso diplomatico. Medierete con qualche referente lavorativo e troverete un accordo molto vantaggioso, per cui vi verrà anche detto che sarete stati apprezzati umanamente. Acquario, giornata oggi molto interessante, visto che Plutone e Nettuno dialogano creando un sestile pieno di stimoli, creatività e di input positivi. La Luna, seppure non forma più trigono, è decisamente molto intelligente e interessata a farvi dialogare anche in maniera prospettica su un progetto futuro. In amore si trova comunque la persona giusta, i dialoghi ancora non sono favoriti. Mercurio, seppure non vi è nemico, ma è fermo, quindi cercate di dialogare con quella che è la parte migliore di voi, il vostro fascino magnetico e la vostra originalità. Pesci, oggi la giornata prevede uno stimolo della Luna un po' antipatico proprio su Marte e su Saturno. Qualcosa vi dà fastidio, ma sarete ben lontani dal contesto per poterne parlare ed esternare serenamente, in modo che il dialogo sia catartico. Qualcuno che vi vuole bene vi ascolterà fino in fondo e capirà quali sono le vostre debolezze. Vi sentirete accolti.
Alle 8:30 italiane del 13 aprile 1964, Federico Fellini vince 2 Oscar per 8 e mezzo, premiato come miglior film straniero e migliori costumi in bianco e nero. Il film riflette la crisi creativa di Fellini attraverso il personaggio di Guido Anselmi, interpretato da Marcello Mastroianni, che incarna l'alter ego del regista. Inizialmente senza un titolo definitivo, 8 e mezzo simboleggia proprio l'essere stata l'8ª opera di Fellini. Martin Scorsese lo elenca tra i suoi film preferiti. Quante volte abbiamo detto I know my chickens, strizzando l'occhio per far vedere a tutti che l'inglese noi lo sappiamo alla perfezione. E invece no. La frase conosco i miei polli, usatissima in italiano, nel Regno Unito si dice I know who I'm dealing with. So con chi ho a che fare. Sorry. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Samuel Beckett, uno degli intellettuali più rilevanti e complessi del XX secolo, riceve il Nobel per la letteratura nel 1969, ma non lo ritira. Affascinante, specie in età avanzata, ma segnato da una profonda infelicità e da una natura eccentrica, soffre di quello che oggi definiremmo depressione. La sua gioventù a Dublino accentua la sua introversione. A Parigi l'incontro con James Joyce ha un impatto enorme su di lui, ma si allontana dopo aver rifiutato di sposarne la figlia. La morte del padre sarà una grande ferita per lui, risolta in parte grazie alla psicanalisi. Questo periodo segna l'inizio della sua vera espressione creativa. Dal 1945 al 1955 diventa una figura chiave del teatro dell'assurdo, con opere come Aspettando Godot. Ci salutiamo con la frase del giorno. Una bugia ripetuta a sufficienza diventa verità. Ma io non vi dirò bugie oggi, perché la verità è che domani vi aspettiamo con un'altra imperdibile puntata del nostro almanacco. Buona giornata!